Questa ricetta è per circa 18 mostaccioli medi da circa 70-80 grammi. Allora, 500 grammi di farina 00, 250 grammi di granella di nocciole o altra frutta secca a piacere, potete utilizzare anche mandorle, 150 grammi di miele, 120 grammi di confettura di albicocche, 250 grammi di zucchero semolato, 50 grammi di cacao in polvere, 120 grammi di acqua, 8 grammi di pisto napoletano, 8 grammi di ammoniaca per dolci e una bustina di vanillina. 750 grammi di cioccolato fondente alta qualità. Come vi dicevo già in altri video, il cioccolato è fondamentale per dare il sapore, purtroppo ci vuole il cioccolato di alta qualità. La prima cosa che facciamo è mettere lo zucchero in una pentola capiente con miele e albicocca in unica soluzione e andiamo a portare a scioglimento totale. Prima del bollore spegniamo sotto la pentola, ovviamente pentola a fiamma moderata, vedete, in questo modo giriamo il tutto e facciamo sciogliere bene tutti e tre gli ingredienti fino ad arrivare prima del bollore, cioè a 80-85 gradi più o meno. Ecco, a questo punto è pronto, passiamo sul tavolo, vedete, ben sciolto. Io ho organizzato tutti gli ingredienti sul tavolo, metto l'ammoniaca nell'acqua. In sostituzione dell'ammoniaca potete usare lievito per dolci, ma non è la stessa reazione chimica, ovviamente non viene un composto simile a quello che vedete nel video. Metto il cacao nel miele e lo zucchero che ho messo sul fuoco, vado a girare ben bene e ovviamente vado a impastare sul tavolo. Vedete, metto anche l'acqua e la vaniglia nella pentola, ovviamente vediamo che sale perché c'è l'ammoniaca all'interno. Fatto ciò, metto anche la granella di nocciole o mandorle, qualsiasi frutta secca a vostro piacimento, se potete usare qualsiasi frutta secca. Vediamo il livello, ovviamente è salito. Usate una pentola sempre un po' più grande. Mettiamo il pisto. Vi ricordo che il pisto è un insieme di spezie napoletane, ossia chiodi di garofano, metto anche la vaniglia, vi dicevo, chiodi di garofano, cannella, coriandolo e noce moscata, tutte in unica, diciamo, uguale proporzioni. Vediamo che l'impasto si è raffreddato, vado a pulire il tavolo e metto la farina a cerchio come sempre centralmente. Voi potete usare anche ovviamente la planetaria per fare questo impasto, è molto facile, la sequenza è uguale, prima tutti i liquidi all'interno della planetaria e poi alla fine inseriamo la farina. Io l'ho fatto sul tavolo per farvi vedere che è facilissimo a mano. Vado a inserire, perché l'impasto è tiepido, vado a inserire man mano prima la farina per far raffreddare l'impasto, perché con le mani potete un po' scottare, ma non chissà che, perché non è un impasto proprio bollentissimo, però è caldo, almeno sui 60 gradi, 50 gradi ci siamo. Fatto ciò, unito tutta la farina, abbiamo un impasto, vedete, in questo modo. È un impasto che va a restringersi, quindi si va a raffreddare. Aspettiamo il totale raffreddamento. Io ho impastato, vi ricordo, con le mani, ma possiamo anche impastare con una planetaria. Fatto ciò, vado a testare l'impasto, vedete, man mano vado sempre a girare e si va a raffreddare, si va a restringere, come vedete. Vado a testare con le mani, vedete, l'impasto è malleabile, quindi si può lavorare. E andiamo a stendere con un mattarello, vado a mettere in un recipiente, in questo modo pulisco il tavolo. Potete anche preparare mezz'ora prima della lavorazione o addirittura il giorno prima, però poi si fa troppo duro, meglio lavorarlo diciamo in successione. Vado a lavorare con farina, vado a stendere. Voi, se avete un coppapasta a forma di rombo, fate prima, mentre io vado a stendere delle strisce in questo modo, prima un rettangolo ovviamente e poi delle strisce per poi tagliarle a rombo in questo modo. Vado a stendere con mattarello, quando è più preciso il possibile il rettangolo, così poi vado a fare 3 strisce lunghe per fare i rombi, in questo modo, e vado a tagliare dei rombi. Ovviamente ci saranno dei ritagli e noi andiamo di nuovo a stendere questi ritagli, che questo impasto
una volta ritagliato si può sempre estendere tranquillamente. E voilà, vado a fare dei rompi in questo modo. In totale ci saranno una ventina, 15-20 mostaccioli, adesso non ricordo, ve l'ho lasciato in descrizione la ricetta. Vado a mettere in foglio di carta da forno, un forno preriscaldato sempre, come sempre, alla temperatura di 190-200 gradi. Vado a spennellare anche con acqua, perché mettendo l'acqua in superficie togliamo quella patina di farina che si è creata, per poi glassarli tranquillamente e non farli venire macchiati. Questo è uno degli aneddoti per non farli venire macchiati. Guardate, alla temperatura di 190-200 gradi per circa 10 minuti, non di più li fate stare più si induriranno. Guardate che spettacolo. Adesso andiamo a sciogliere il cioccolato. Vado a mettere un contenitore a raffreddamento completo, li potete fare anche il giorno prima per il giorno dopo, è l'ideale. Io l'ho fatto così, ho messo la pellicola e il giorno dopo li ho glassati al cioccolato. Vado a sciogliere il cioccolato che abbiamo a bagnomaria, cioccolato che troviamo nei supermercati. Vedete, ho spezzato i classici pezzi da 100 grammi, sciolto il cioccolato, portato più o meno alla temperatura di 50 gradi, non di più. Poi il raffreddamento vado a glassare. Vedete, ho preparato tutto, una rete con foglio di carta da forno anche su un piatto per poi sollevarli dalla rete, mostaccioli, cioccolato, tutto pronto. Ho usato un arnese un po' più largo per glassarli, ecco qua. Vado a togliere la cellophane, la pellicola. Guardate che morbidezza i mostaccioli. Se non li fate cuocere tanto nel forno, mi raccomando, sempre forno preriscaldato, non forno debole. E vado a immergere totalmente i mostaccioli all'interno, uno per volta, sia sotto che sopra. Vado a fare una bella sbattuta e le metto sulla rete per farli colare giusto il tempo che vado a glassare il resto dei mostaccioli. Una volta occupata la rete vado a livellarla, che i mostaccioli hanno colato tutto il cioccolato superfluo, e vado a continuare in questo modo. A totale raffreddamento, guardate ragazzi che spettacolo, si staccheranno facilmente dal foglio di carta da forno, e vado a fare il classico pacchetto natalizio. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like al video, iscrivetevi sempre sulle mie pagine social Simone Esposito Pasticcere, su YouTube Simone Esposito Pasticcere, su Facebook, pagina Facebook, Instagram e TikTok. Ragazzi, un bacio a tutti, alla prossima ricetta e buon Natale!